Il portiere friulano Guglielmo Vicario ha deciso di ospitare una famiglia ucraina nella sua casa di Udine. Mamma Anna e il figlio Milan sono arrivati lì con le corriere della Danieli e ora per il bambino si cerca una scuola calcio. Mensa scolastica gratuita nelle scuole di Udine per i bambini scappati dalla guerra in Ucraina. Sono 45 al momento quelli iscritti dall'asilo alle medie. L'assessore Marioni, un piccolo doveroso segnale. Una ultranovantenne è stata segregata in casa a Udine per quasi un anno dalla figlia e dalla nipote, condannate a 8 anni di carcere. Ha vissuto tra la sporcizia, con porte e finestre sbarrate, senza bagno, acqua e riscaldamento. In nottata dovrebbero arrivare le prime piogge necessarie per allentare la morsa della siccità. Ad Ospedaletto di Gemona boccheggia il bacino che raccoglie l'acqua del tagliamento. Funziona un solo sifone su 4. In vista delle regionali del 2023 alcuni candidati iniziano la campagna elettorale. Nei maxi manifesti dell'assessore Roberti, fedelissimo di Federica, non compare il simbolo della Lega, indizio del possibile sostegno al presidente. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Apriamo con una storia, un grande esempio di generosità che arriva dal Friuli Venezia Giulia. Guglielmo Vicario, portiere friulano dell'Empoli, ha deciso di ospitare nella sua casa di Udine una famiglia ucraina scappata dalla guerra. Qui con i suoi genitori vivono ora Anna e il figlio Milan, fuggiti dall'Ucraina e arrivati in Friuli grazie al viaggio organizzato dalla Danieli di Butrio, che proprio a casa Vicario hanno ritrovato la serenità. E tra poco nel corso del telegiornale vi faremo vedere il servizio dove ci collegheremo con Anna e Milan nella casa dove vivono ora a Udine. E ora per Milan, il piccolo, ci si sta mobilitando per cercare una scuola calcio in cui possa iscriversi. Dunque a breve il servizio, saremo pronti tra poco. Ed ora voltiamo pagina, prima che i posti per accogliere gli ucraini in fuga dalla guerra comincino a scarseggiare. La prefettura di Udine corre ai ripari e chiede aiuto ai comuni. Udine ne mette a disposizione un centinaio. Siglata a Palazzo Daronco a Udine la convenzione tra prefettura e comune per implementare il numero di posti da mettere a disposizione di chi fugge dall'Ucraina. Sono 100 i posti messi a disposizione con questa convenzione. Il governo centrale mette a disposizione questi ingenti finanziamenti per aiutare in pratica coloro che dovranno restare in città, speriamo per un periodo breve, perché tutti noi auspichiamo che la guerra finisca. Attualmente le persone ospitate in provincia di Udine sono 200-300, ma i numeri precisi vanno incrociati tra prefetture e comuni. Ma qual è la situazione dell'accoglienza? Il nostro sistema di accoglienza con i CAS è ormai assottigliato, quindi non abbiamo tantissimi posti. Per fortuna, almeno dalle verifiche ultime dei passaggi al confine, diciamo, il fenomeno sembra attenuarsi. A oggi i transiti in Friuli, diretti soprattutto in altre regioni, sono stati 45.000, di questi 15.000 a Coccao. Però è ovvio che è un fenomeno in continua evoluzione, quindi dobbiamo essere abbastanza pronti a recepire quelle che sono situazioni di estrema emergenza di persone che non hanno una destinazione finale e che arrivando in Italia hanno come primo biglietto da visita anche il Friuli Venezia Giulia, in particolare Udine. Le persone che transitano in Friuli Venezia Giulia sono tutte identificabili, ma l'attenzione è sempre molto alta. Abbiamo la criticità forte, quella dei bambini, dei minori, su cui c'è però un'attenta identificazione anche proprio al momento del transito da parte degli organi di polizia in concorso con le autorità giudiziarie che, come sapete, soprattutto sotto i 16 anni sono le prime persone che devono essere dichiarate nel momento in cui venissero senza persone che l'accompagnano. Nel corso dell'incontro con il sindaco di Udine, il prefetto ha anche annunciato il trasferimento della prefettura in via Pracchiuso entro una quindicina di giorni. Noi andremo in una sede nuova, vasta, importante, su cui contiamo anche per valorizzare certe iniziative e per dare possibilità anche di accesso migliore al pubblico, all'utenza e anche ai cittadini.
E la Giunta Comunale di Udine ha deliberato l'istituzione di un bonus per i friulani che accolgono profughi ucraini. Si tratta di un bonus una tantum, ha spiegato l'assessore comunale Giovanni Barilari che anticipa il provvedimento nazionale per dare un sostegno alle famiglie che generosamente hanno scelto di aiutare i profughi in fuga dalla guerra. Le scuole primarie e secondarie di primo grado di Udine hanno accolto 45 bambini provenienti dall'Ucraina. Il comune ha previsto la mensa gratuita per quanti frequenteranno la scuola a tempo pieno o il doposcuola. 45 bambini provenienti dall'Ucraina sono stati accolti nelle scuole di Udine primarie e secondarie di primo grado dei 6 istituti comprensivi. Sono bambini che sono giunti a Udine con le mamme, le nonne, le zie, vivono in famiglie che li ospitano e l'inserimento, da quanto mi dicono i dirigenti scolastici, è stato molto proficuo per questi bambini che devono ritrovare momenti di normalità e di serenità. La misura che noi abbiamo preso oggi consentirà ai bambini iscritti nelle scuole primarie e secondarie di primo grado provenienti dall'Ucraina, iscritti in classi in cui è previsto il rientro pomeridiano e anche il tempo pieno, ecco, la possibilità di accedere anche alla ristorazione, al servizio di ristorazione gratuitamente. Ed ora siamo pronti per collegarci in diretta con Udine. Andiamo alla casa di Guglielmo Vicario, il portiere friulano dell'Empoli, che ha deciso di ospitare una famiglia ucraina scappata dalla guerra. È lì in diretta. Monica Tosolini, a te. Siamo a casa della famiglia Vicario, promotrice di un gesto veramente importante. Ce lo racconta? Sì. Ho risposto ad un appello da parte di una nota azienda friulana che aveva portato dalla Polonia una corriera di profughi ucraini e il giorno dopo ho scoperto essere la Danieli, in quanto mi sono data disponibile per ospitare una famiglia ucraina, mamma con bambini o con bambino, quello che avesse ritenuto l'azienda. E così sono arrivati ieri Anna e suo figlio Milan, che hanno conosciuto anche mio figlio Guglielmo, che ieri si ritrovava a Udine. Abbiamo fatto la cena di accoglienza, abbiamo invitato degli amici, una mia zia Laura che parla perfettamente in russo e quindi ho potuto comunicare con Anna e Milan che parlano anche la lingua russa. Un gesto voluto da tutta la famiglia. Un gesto desiderato fortemente da tutta la famiglia, sì. C'è stato un grande desiderio di aiutare queste persone vittime di questa enorme tragedia umanitaria. Una serenità che vediamo già, mi sembra, dai volti, stanno già ritrovando, no? Pian pianino. Sì, sono molto tranquilli e sereni. Stamattina Anna mi ha preparato le crepe con la marmellata, le crepe con la Nutella, ha voluto rendersi utile. Cerca di ritrovare la normalità persa in Ucraina. Certo, cerca di trovare la normalità, sente il marito bloccato in Ucraina per i noti motivi e lo sente ogni giorno attraverso le video call. L'ho conosciuto in video call, il marito Vitali parla in inglese, per cui la comunicazione è più agevole, invece Anna e Milan parlano soltanto l'ucraino e il russo, quindi la comunicazione avviene tra di noi attraverso Google Traduttore. E pian pianino magari anche ci sarà modo di approfondire anche la lingua. Grazie intanto e complimenti per questo gesto, coinvolgo anche papà Michele, ringrazio anche lui. E presentiamo Anna e Milan, i due ospiti che speriamo qui possano veramente trovare l'affetto, la serenità che hanno perso purtroppo in Ucraina. Grazie a Monica Tosolini e Paolo Bassi per questo collegamento in diretta da Udine. Vi ricordiamo che l'ulteriore intervista registrata poi che verrà registrata adesso da Monica Tosolini, andrà in onda questa sera a partire dalle 22:30 su Telefriuli. L'AIL si è mobilitata per aiutare la popolazione ucraina trasportando persone in fuga dalla guerra, rifornendola di medicinali e organizzando viaggi in Italia per ricoverare malati di leucemia nelle strutture sanitarie.
Qui siamo al parcheggio della stazione ferroviaria di Cracovia, dove le varie associazioni si riuniscono e chi arriva anche in maniera isolata, ma soprattutto noi che avevamo questo appoggio dell'Associazione Ucraina Friuli, avevamo i contatti per aspettare delle persone di cui avevamo i documenti, che sono arrivati in qualche maniera in questo piazzale, dove operavano tra l'altro altri gruppi di italiani, altri gruppi di stranieri europei, e man mano si prendevano queste persone, salivano sui vari pulmini. In questo secondo e ultimo viaggio abbiamo solamente portato del materiale che abbiamo lasciato a Cracovia in 2 punti diversi, e i medicinali poi partivano per la zona di Leopoli. Man mano che ci si avvicina al confine tra la Polonia e l'Ucraina, la situazione diventa difficile da gestire, ci sono tantissime persone in fuga. Noi avevamo già i documenti di chi dovevamo prendere, abbiamo preso 7 persone in più perché ci hanno raccontato di scene in cui è veramente difficile, avendo la possibilità di portare via qualcuno, di lasciarlo lì. Distinguere tra i migranti che arrivano dalla rotta balcanica e quelli che arrivano dall'Ucraina è polemica dopo le parole del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, e le opposizioni vanno all'attacco. Inaccettabile. Le opposizioni, e non solo, vanno all'attacco del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Cristiano Sciauli, segretario regionale del PD, spiega che di fronte alla guerra, alle bombe, famiglie spezzate e in fuga, non è il momento di stupide e cercate strumentalizzazioni. Fedriga sa, o dovrebbe sapere benissimo, che la protezione temporanea attivata per la prima volta dalla comunità europea è riservata ai profughi dell'Ucraina e non riguarda tutti. Indurre confusione, agitare paure per il solito pugno di voti, prosegue il Dem, oggi è più immorale che mai ed è un'offesa alla splendida solidarietà di tanti comuni e famiglie della nostra regione. Furio Onza, il capogruppo di Open Sinistra FVG, definisce le parole di Fedriga inaccettabili. Sono allibito e propaganda politica contro i richiedenti asilo e i minori stranieri non accompagnati provenienti dal sud del mondo. Il Movimento 5 Stelle, in una nota congiunta dei consiglieri regionali D'Alzovo, Sergo, Capozzella e Ussai, spiega che l'esame della fondatezza delle istanze di protezione non spetta certo ai politici, ma ad organi aventi competenza specifica quali le commissioni territoriali. Sul tema anche Gianfranco Schiavone, DCS, differenze tra richiedenti asilo ci sono anche in termini di età e di specifiche esigenze nell'accoglienza, ma non si può negare un trattamento all'uno o all'altro in base alla regione di provenienza, poiché si tratterebbe di un trattamento discriminatorio. A livello nazionale, Bonino attacca però Matteo Salvini, che aveva espresso concetti simili a quelli di Fedriga, e spiega che non so a che titolo si dica questi sono profughi veri, mentre gli altri di colore più scuro sono profughi falsi. A intervenire per conto della Lega è Simone Polesello. Le parole del Presidente Fedriga sono di assoluto buonsenso. La priorità è tutelare al massimo donne e bambini che scappano dalla guerra in Ucraina. Per chi realmente ha bisogno di accoglienza, ovvero le donne e i bambini, le nostre porte sono sempre aperte. Un discorso a parte sono invece altri tipi di arrivi, soprattutto dalla rotta balcanica e con gli sbarchi sulle coste, per cui ribadiamo una decisa contrarietà visto il momento difficile che stiamo vivendo. Le proposte delle regioni sugli interventi da mettere in campo a favore del sistema delle imprese per fronteggiare la crisi legata al conflitto in Ucraina sarà al centro della riunione della conferenza delle regioni e delle province autonome convocata per domani mattina dal Presidente Massimiliano Fedriga. All'ordine del giorno anche i temi che saranno poi affrontati nel corso della conferenza Stato-Regioni e della conferenza unificata. La cronaca: nel tremendo schianto di ieri a Vivaro hanno perso la vita 2 ventenni, padre e madre di 5 figli residenti a Fontanafredda. Fatale lo scontro frontale contro un camion, il cui conducente è rimasto ferito. I mezzi sono stati posti sotto sequestro. Al vaglio cause e dinamica. Un impatto tremendo e la vita di 2 giovani, genitori di 5 figli piccoli, spezzata per sempre. Sulla provinciale 53 a Vivaro, lunedì nel tardo pomeriggio hanno perso la vita Manuel Cari di 29 anni e la compagna Chiara Materassi di 24, residenti a Fontanafredda ma originari, uno di Codroipo e l'altro di Udine. La Chrysler Voyager, guidata dall'uomo, si è scontrata frontalmente con un camion di una ditta di telecomunicazioni. Devastante lo schianto, morti sul colpo i 2 ragazzi. Inutile la frenata del camionista e il suo tentativo di evitare l'impatto buttandosi fuori strada. È stato lui sotto shock a dare l'allarme assieme ad alcuni automobilisti di passaggio. L'intervento del 118, presente anche con l'elisoccorso, è servito solo a prestare le prime cure a lui, portato in ambulanza all'ospedale di Pordenone ma non in pericolo di vita. I corpi dei giovani sono stati estratti dopo un'ora di lavoro dai vigili del fuoco di Pordenone e Maniago con le pinze oleodinamiche e le cesoie. Si sono vissuti anche attimi di ulteriore panico, visto che l'auto aveva a bordo 2 seggiolini per bimbi e alcuni passeggini, ma i figli della coppia, il più piccolo di
nemmeno un anno. Fortunatamente erano tutti a casa dei nonni a Sedrano di San Quirino. Sul posto è arrivato il medico legale Lucio Bomben, che dopo l'ispezione ha definito i corpi irriconoscibili. Al vaglio la dinamica dell'incidente. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Maniago. Secondo una prima ricostruzione, l'auto che procedeva verso Vivaro avrebbe invaso la corsia opposta per una causa ancora da stabilire, distrazione o malore, anche perché non sono presenti segni di frenata sull'asfalto. I mezzi sono stati posti sotto sequestro a disposizione dell'autorità giudiziaria, che procederà a eventuali approfondimenti. È toccato ai carabinieri, non senza difficoltà, avvisare le famiglie e comunicare ai nonni che i nipotini erano rimasti orfani. Una tragedia nella tragedia. La strada è rimasta chiusa per diverse ore ed è stata riaperta solo quando è arrivata la notte. La casa dell'orrore era alla periferia di Udine. Una ultranovantenne è stata segregata in casa per quasi un anno dalla figlia e dalla nipote, condannate a 8 anni di carcere. Ha vissuto tra la sporcizia, con porte e finestre sbarrate, senza bagno, acqua e riscaldamento. Avevano segregato la nonna ultranovantenne in una casa di Via del Bono a Udine, senza acqua corrente e riscaldamento, lasciandola per quasi un anno in condizioni igieniche critiche. Per questo 2 donne slovene, la figlia e la nipote della vittima, sono state condannate per sequestro di persona a 4 anni di reclusione ciascuna dal giudice Roberto Pecile del Tribunale di Udine, che ha accolto le richieste del PM. L'incredibile situazione è emersa nel giugno del 2020, quando i vicini, vista la situazione di degrado, avevano chiamato le forze dell'ordine. Al piano terra di quella casa, con la porta d'ingresso chiusa da lucchetti e lacci e con le finestre oscurate bloccate da grate metalliche sigillate con il nastro adesivo, la polizia aveva trovato la donna di 94 anni. Era costretta a vivere priva dei servizi igienici, sostituiti da 2 secchi, in locali non areati, in mezzo alla muffa e alla sporcizia, senza assistenza medica. Dalle indagini è emerso che la figlia, Dubravka Obradovic, di 71 anni, e la nipote, Svetlana Obradovic, di 45 anni, allora residenti al piano superiore e poi trasferitesi a Nova Gorica, lavavano l'anziana una volta a settimana utilizzando alcune bottiglie d'acqua. In un'occasione, nel mese di dicembre, l'avevano pulita spruzzandole acqua fredda con una pompa mentre era in piedi in un piccolo catino. Le portavano cibo 2 volte al giorno, ma si astenevano dal farle avere alimenti per ore in caso di maltempo. Le 2 condannate hanno fatto perdere traccia di sé dopo la notifica dell'udienza preliminare. L'anziana è stata rimpatriata. È stato colto con le mani nel sacco e arrestato mentre rubava le offerte nella chiesa di Cedarchis, in comune di Arta Terme. Protagonista della vicenda, un uomo di 55 anni, residente a Tarcento, sorpreso sabato pomeriggio da un poliziotto in Borghese che lo ha notato scavalcare la finestra della Canonica. L'uomo, con diversi precedenti per furto, aveva forzato la cassetta delle offerte e si era impossessato di 81 euro in monete. Oggi il GIP di Udine, Maria Rosa Persico, ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Non sa come chiedere aiuto ed evade dai domiciliari per azionare il braccialetto elettronico e far arrivare la polizia, ma l'ingegnoso trucco gli costa la condanna. 8 mesi di carcere per evasione. Tanto è costato a Jorge Wilfredo Martinez, già condannato a 16 anni in primo grado per l'omicidio per droga avvenuto a Mortegliano nel giugno del 2020, lo strano modo con il quale ha tirato su di sé l'attenzione delle forze dell'ordine e per il quale oggi è stato processato per direttissima con il rito abbreviato. Ieri sera, dopo un litigio con la convivente che poi si è allontanata, il 32enne ha avuto un attacco di panico. Per chiedere aiuto non ha trovato di meglio che uscire dalla casa in cui è agli arresti domiciliari e far scattare l'allarme del braccialetto elettronico. Poi si è seduto sugli scalini e ha atteso l'arrivo della polizia. In aula si è difeso sostenendo di aver avuto paura di restare solo e di stare male da diverso tempo, tanto che il suo difensore, l'avvocato Giovanni Donazzolo, ha chiesto il ricovero in una struttura specializzata. Tuttavia, durante la direttissima è emerso che Martinez era in possesso di un cellulare senza SIM, in grado però di fare chiamate d'emergenza. L'uomo quindi era nelle condizioni di chiedere aiuto senza uscire di casa. Ora spetterà alla Corte d'Assise di Udine valutare un possibile aggravamento delle misure cautelari. È stato recuperato dai tecnici dell'elisoccorso regionale l'alpinista precipitato mentre scendeva dalla cima del Monte Siera. L'uomo, 60enne della zona, è rimasto cosciente, ha riferito di essere caduto a causa del distacco di un appiglio. Ha perso l'equilibrio ed è caduto per una trentina di metri ruzzolando su balze rocciose, fermandosi sul ciglio di un altro salto. Diversi traumi per lui al volto e sul corpo, ma non è in pericolo di vita. Il casco lo ha salvato.
Un locale di San Giovanni al Natisone è stato sequestrato dalle forze dell'ordine perché si organizzavano feste da ballo senza autorizzazione e senza rispettare le normative anti-Covid. Le indagini erano cominciate a gennaio, quando la Guardia di Finanza aveva trovato all'interno del locale 150 persone, addirittura un DJ, senza che il locale avesse chiesto alcuna autorizzazione. L'esercente era stato denunciato per svolgimento abusivo di attività di pubblico spettacolo e nel corso dei controlli alcuni presenti erano stati trovati senza mascherine e anche senza Green Pass. Incendio nel tardo pomeriggio di oggi al Planet Fun, complesso che ospita ristorante, bingo e la discoteca Opium a Zoppola. A infiammarsi nella zona sovrastante dello stabile commerciale di via Risera alcuni pannelli di stiferite che servivano all'isolamento del tetto, cui stava lavorando una ditta esterna. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco di Pordenone sul posto con diverse squadre e l'autoscala. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme, che così non si sono propagate al resto del locale. All'interno non è stato riscontrato alcun danno, ma per precauzione sono stati fatti uscire i presenti, visto il forte odore di fumo, in attesa della normale ripresa dell'attività. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto anche i carabinieri di Pordenone e la Guardia di Finanza che stanno svolgendo alcuni accertamenti. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti, ha predisposto oggi una delibera tecnica al fine di prevedere la possibilità di svolgere le elezioni amministrative il 29 maggio o il 12 giugno. Questo, come ha spiegato lo stesso Roberti, in attesa delle scelte del governo per quanto riguarda le elezioni amministrative nelle altre parti d'Italia, oltre che per l'eventuale concomitanza dei referendum nazionali. Vogliamo agevolare al massimo la partecipazione a questa tornata elettorale, ha rimarcato l'assessore, quindi allineare le nostre elezioni con il resto del Paese risulta strategico. Come ha ricordato Roberti, quest'anno devono essere rinnovati gli organi di 33 comuni in Friuli Venezia Giulia, tra questi 4 con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, come Azzano Decimo, Codroipo, Monfalcone e Gorizia. E a proposito di urne, proseguono le manovre elettorali in vista delle prossime elezioni presidenziali e politiche. Tra i fedelissimi di Federica c'è Pierpaolo Roberti, che potrebbe decidere di correre nella lista del Presidente. Un elenco ancora in fase di costruzione, ma i dettagli, giocoforza, iniziano a trapelare. Pierpaolo Roberti potrebbe decidere di candidarsi alle prossime elezioni regionali con la lista di Massimiliano Federica. L'attuale assessore regionale con delega a sicurezza ed enti locali è da sempre un fedelissimo del governatore e quindi potrebbe decidere di lasciare temporaneamente la Lega per la causa. A guardare i papabili, effettivamente su Trieste nomi pronti ce ne sono pochi, anche se i lavori per la composizione degli elenchi non è una priorità e tra Covid e Ucraina inevitabilmente si lavora tra i fedelissimi nei ritagli di tempo. Roberti, come da tradizione, è uno che si approccia con notevole anticipo alle campagne elettorali e nei giorni scorsi sono comparsi a Trieste i primi maxi manifesti 6x3, dai quali qualche indiscrezione trapela, visto che il diretto interessato mantiene il massimo riservo. Di certo non c'è il simbolo della Lega e anche il colore, un verde non troppo intenso, non è più quello del Carroccio che sotto Salvini aveva virato sul blu acceso. Non è esclusa comunque una corsa anche per le politiche, ma là, visto il taglio dei parlamentari, la trattativa sarà ancora più complessa in casa Lega, visto che la lista del Presidente si presenterà solo alle regionali. Incerti gli altri nomi, anche se appare sempre più probabile che Federica vada a pescare tra il movimento di Sergio Emidio Bini, progetto FVG nato con Ferruccio Saro e oggi senza più la copertura dello storico senatore di Martignacco. Del resto, lo stesso Bini al lancio del partito aveva parlato di lista del Presidente. Ora, a distanza di 5 anni, tutto sta diventando realtà. Già in nottata dovrebbero arrivare le prime piogge per allentare l'allarme siccità in Friuli. Ad Ospedaletto di Gemona sta pagando le conseguenze anche il bacino che raccoglie l'acqua del tagliamento e con una derivazione la fa convergere nel canale Ledra, del quale gli agricoltori friulani attingono per l'irrigazione. Ma al momento sono in funzione solo un sifone su 4. Val di Sera. Soffia un bel vento in questa presa a Ospedaletto, siete in attesa dell'arrivo della pioggia? Siamo in attesa disperata dell'arrivo della pioggia, perché così come siamo adesso abbiamo una portata veramente ridotta e siamo praticamente alle porte della stagione irrigua, quindi se non ci arriva l'acqua diventa un grosso problema. In questo momento voi avete un sifone aperto che di fatto alimenta la pianura. Sì,
noi adesso in questa situazione di quantità d'acqua possiamo derivare solamente con un sifone anziché con 4, e quello che deriviamo è l'acqua che mandiamo giù in tutta la pianura friulana. Certo. Questo è uno scenario assolutamente unico perché come ci diceva prima, quando c'è la piena qui di fatto non si vede niente e soprattutto di notte questo ponte trema. Sì, quando c'è la piena, ma una piena importante, quindi si parla sopra i 1000-1200 metri cubi al secondo, da una sponda all'altra si vede solo acqua, è come essere al mare, e l'opera di presa qui dove siamo noi adesso, dove ci sono le paratoie di scarico, addirittura vibra con il passaggio della portata d'acqua, insomma si parla di centinaia di cubi attraverso le paratoie qui sotto. E quel dispositivo a cosa serve? Un misuratore. Questo è un misuratore per misurare l'altezza del livello dell'acqua nel bacino di carico dell'opera di presa. Diverse aziende zootecniche sono a rischio di chiusura in Friuli Venezia Giulia a causa dell'aumento dei costi di energia, materie prime, fertilizzanti e mangimi per animali, con la concreta possibilità che non ci sia più latte da trasformare per la grande distribuzione organizzata. A lanciare l'allarme l'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia, che denuncia la gravissima situazione vissuta dalle stalle in regione. Molti allevatori, dichiarano Andrea Lugo e Renzo Livoni, direttore e presidente dell'associazione, hanno già inviato parte delle bovine allevate al macello per consentire di mantenere vita gli animali rimasti in stalla e continuare a produrre il latte, ma nel giro di pochi mesi, precisano, i pochi animali rimasti in stalla non avranno più di che mangiare per sopravvivere. I vertici dell'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia fanno appello alla grande distribuzione, chiedendo che almeno per qualche mese sia riconosciuto un prezzo del latte alla stalla di 5 centesimi in più per consentire alle aziende di andare avanti mantenendo le produzioni. L'assessore alle risorse agricole Stefano Zagni era convocato per domani un incontro per raccogliere le istanze dell'associazione. Sono 7 i decessi a causa del Covid-19 nella nostra regione, tra cui un 71enne di Socchieve, una 60enne di Trieste. Aumentano i ricoveri ospedalieri con 7 pazienti in terapia intensiva e 132 persone ricoverate negli altri reparti. 1.502 nuovi positivi emersi a fronte di 15.098 tamponi tra molecolari e antigenici. 72 casi emersi nel sistema sanitario regionale, 46 nelle residenze per anziani, di cui 17 solo a Cormons. Il progetto dell'ampliamento della Kronospan di San Vito al Tagliamento va avanti. Dopo i pareri positivi di ASFO e ARPA, a maggio l'azienda attende il via libera dalla Regione. Il progetto Kronospan va avanti dopo aver incassato i pareri positivi sul fronte sanitario e ambientale. L'ampliamento dello stabilimento in zona industriale a San Vito al Tagliamento prende quota e per maggio l'azienda attende gli ultimi pareri positivi, soprattutto il provvedimento autorizzatorio unico regionale per dare il via libera al progetto. Allo stato attuale abbiamo ricevuto dall'ARPA, dall'ASFO, dalla direzione regionale per il traffico delle rassicurazioni che il progetto è a posto. E aspettiamo adesso ulteriori pareri. Il progetto che abbiamo presentato è un progetto assolutamente ambientale che stiamo anche presentando in Europa come punto di partenza per nuovi progetti di stabilimenti similari. L'azienda è anche pronta ad agire per vie legali contro chi ha ostacolato in modo non corretto l'operazione. E se il comitato ABC, che ha raccolto 7.000 firme per opporsi, e il comune di San Vito hanno ancora molte perplessità di natura ambientale, il consorzio Ponte Rosso valuta positivamente l'ampliamento. Stiamo parlando di un insediamento importante, di un grossissimo e imponente investimento privato, 250 milioni, posti di lavoro, 200 e rotti posti di lavoro, quindi in un momento in cui bisogna continuare ad investire, a diversificare tipologie di industria, perché le crisi, come vedete, arrivano spesso senza avviso. Questo consorzio non arriva oggi, arriva con progetti partiti anni fa. Una centralina è già in uso per quanto riguarda le polveri sottili, altri ne arriveranno nei prossimi mesi per raccogliere e monitorare quello che sta succedendo. Siamo in chiusura, ma subito dopo la pubblicità appuntamento con Sport FVG per tutte le notizie sportive. Grazie per l'attenzione e buona serata con Telefriuli.